Paolo Benvenu, allora, si è sempre detto sarà un autunno più nero del solito, no? Adesso Covid o non Covid, i veri nodi verranno al pettine quando si dovrà ripartire in ottobre e ci siamo dentro, stiamo vedendo i primi guai in sostanza. Ma questo era già scritto, insomma, io credo che fosse facile capire che la vicenda del Covid, della pandemia, insomma, gli esiti che ha avuto non solo il nostro paese ma su scala globale, insomma, avrebbe modificato sostanzialmente molti equilibri, molte linee anche diciamo così, dello sviluppo economico nei nostri territori. Cioè, bisognava, come dire, comprenderlo subito. Cioè, che il fatto che Venezia fosse, come dire, la prima città d'Italia per numero di dipendenti, no? Nei settori più colpiti dalla crisi economica indotta dal virus era evidente, cioè era già nei dati dell'Istat. E quindi il problema è pensare qual è la possibile risposta. Ovviamente la prima risposta è quella di tener conto di un fatto acclarato, che quello che era il modello fondato sul turismo di massa come l'abbiamo vissuto e visto non è riproducibile almeno per un lungo periodo, almeno per un medio periodo. Cioè è inutile fare manifestazioni per le grandi navi in laguna quando le grandi navi non partono, o se partono, partono con un numero assolutamente, i numeri ridotti e con poche persone a bordo. Questi sono i fatti e su questo bisogna confrontarsi. C'è stata una scelta che a Venezia, per esempio quella della monocultura turistica, e adesso dentro questa crisi gli effetti si vedono. Dopodiché io penso che ci devono essere forti interventi a sostegno delle categorie economiche che sono state colpite, le persone che perdono o stanno per perdere il lavoro. Io penso che questo sia un elemento fondamentale. Come credo, e questo a mio avviso è fondamentale, cioè, la ripresa economica parte dal mercato interno o dal mercato di prossimità. Cioè, se c'è stato un po' di turismo nel Veneto è stato il turismo dei tedeschi e degli austriaci, ma per un tedesco e un austriaco venire nelle nostre spiagge è come per un italiano andare in Puglia, insomma, cioè, questi sono anche certo. Meno, insomma, cioè, e però il problema è il mercato interno, la ripresa del mercato interno. Qua bisogna capire una cosa, che o si danno più soldi alle persone o si dà la possibilità, quindi su questo i salari, le pensioni, il reddito comunque per poter vivere e sopravvivere, cioè rimettere. E qua c'è un problema ancora più importante che è quello della redistribuzione della ricchezza. L'Italia è un paese molto ricco, la ricchezza è concentrata in poche mani. L'1% degli italiani ha una ricchezza propria che vale il 50%, è la stessa ricchezza del 50% più povero. O noi mettiamo in moto, cioè la capacità di spesa dei settori che sono stati impoveriti in questi anni di crisi, e parlo di tutti, parlo anche dei piccoli commercianti, degli artigiani, io non faccio, cioè voglio dire, per carità, ci mancherebbe. Questo è il punto politico, questa è la politica che bisogna fare in questo momento. Non si può pensare di riproporre il modello che abbiamo perseguito, almeno io penso che non è riproponibile in assoluto, perché gli effetti li abbiamo visti sull'ambiente, sul territorio, e abbiamo il problema dei cambiamenti climatici. Giustamente chi parlava della crisi del porto, la crisi del porto di Venezia, perché a Trieste hanno risollevato il porto? Quali sono stati? Non è che hanno avuto bisogno del governo nazionale per dare risposte alla portualità di Trieste. A Trieste hanno fatto investimenti. Prego? C'è la Serracchiani. Ma non solo, c'erano, no, guarda, adesso non voglio entrare in una discussione, io non voglio entrare in una discussione sul porto di Venezia, c'è anche questo probabilmente, ma non è solo questo e certamente non può essere questa la risposta. C'era la Serracchiani al governo e quindi ha favorito il porto di Trieste, perché c'erano altri al governo e c'erano altre forze politiche che potevano comunque contrastare quelle politiche. E non mi pare una risposta intelligente, mi pare che ci sia un problema molto più grosso, che è quello di saper confrontarsi con quello che è il futuro, che non assomiglia per nulla al passato. Se voi volete continuare con le stesse ricette di prima, andate a sbattere contro un muro.
andate a sbattere contro un muro. Guarda quello che ha detto quel portuale, non so, quel sindacalista o comunque nel servizio, è vero. Cioè, le acque alte saranno sempre più numerose, se si chiude la laguna si chiude anche il porto e quindi ci sono problemi che hanno bisogno di... Perché a Venezia non c'è più l'unica manifattura importante che è rimasta è la Fincantieri? Ci saranno anche da farsi domande di questo tipo, perché si è coltivata un'unica idea di economia che favoriva certo i proprietari degli alberghi, che anche faceva circolare ricchezza, per carità, non lo dico, però è insulso. È insulso. 25 anni di sinistra. Ma guarda, non mi pare che Brugnaro sia andato dritto sulla stessa strada, o anzi si è accentuato questo tipo anni di sinistra stiamo parlando. Beh, ormai il governo della città. Vabbè, governate da 5 anni ormai, adesso non è che potete sempre pensare a quello che fa. 5 anni, 5 anni che state governando. Bisogna guardare avanti. Ha detto delle cose giustissime. Ha detto delle cose giustissime. Sinistra io. No, ma stai parlando del passato. No, io ti sto parlando del presente. 30 anni di governo di centrosinistra e ha detto delle cose giustissime, Benvenuto. Di chi è la responsabilità del porto? Ma io ti ho detto un'altra della cosa. sinistra. Ah, va bene. Dei ministri di sinistra. Che dalle cose che tu hai detto, dalle cose che state dicendo, dalle cose che tu hai detto e dalle cose che stai dicendo e dalle cose che sono state dette dalla tua parte, ma anche dall'altra parte, perché non è molto differente il ragionamento, si pensa che si possa ripartire come prima e invece no. Questo è il punto politico, questa è la questione di fondo, con cui non siete in grado di confrontarvi. Perché? Perché se intanto... Allora, tu sei d'accordo con la patrimoniale? No, naturalmente, assolutamente no. Allora, se non vuoi la patrimoniale, devi sapere che non c'è redistribuzione di ricchezza. Se non c'è redistribuzione di ricchezza, quelli che tu vorresti che venissero a Venezia a farsi una gita o a mangiare al ristorante non verranno. No, infatti bisogna continuare col reddito di cittadinanza che tanto ha funzionato. Perché la gente deve morire di fame quando i tuoi a Venezia saranno senza lavoro. Cosa gli dici tu? Che cosa gli dici quando i veneziani saranno senza lavoro? Era un imprenditore, era. Ma ho capito, ma era un albergatore. Che magari lì ci sono i soldi dei suoi familiari e la sua casa. L'hai detto tu, l'ha detto il servizio, che c'è molta gente che perderà il lavoro. Se non c'è offerta di lavoro, cosa fanno? Muoiono di fame? Dimmi tu qual è la risposta. Hai detto le navi non ci sono, le navi sono state mandate via. Da chi? Ma le navi non sono venute perché c'è il Covid, le navi non sono più partite perché non vanno da nessuna parte, non vanno da nessuna parte. Ma quante navi sono andate a Trieste? Dimmi quante navi sono andate a Trieste, quante navi da crociera sono andate, dimmi quante navi da crociera sono andate a Trieste in questo periodo. Informati anche della conca di navigazione, visto che parliamo della questione degli errori progettuali fatti dai ministri prima di aprire bocca studio. Prima di aprire bocca studio. Dobbiamo andare avanti. Allora vorrei dire però che uno dei fattori dello spostamento delle navi a Trieste è il fatto che da anni non si decide dove queste grandi navi debbano andare, alla Marittima, a Marghera, e chi doveva decidere? A Chioggia, insomma, che si mettano d'accordo. Toninelli a Chioggia. Non si può ridurre solo a questo, c'è il problema del porto in generale, non è solo il problema, perché il porto di Trieste ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni, importante, è stato gestito in maniera intelligente, ad esempio. La prima cosa che ha fatto il manager che ha rilanciato il porto di Trieste è stata quella di farla finita col lavoro di merda delle cooperative, per esempio.